Buon pomeriggio, benvenute, benvenuti alla prima edizione del World Health Forum Veneto. Saranno 4 giorni intensi di incontri, di dibattiti, di confronto per esplorare insieme, l'evoluzione delle scienze mediche, della tecnologia per il benessere di ciascuno di noi. Saranno giornate intense in cui ci saranno voci autorevoli della medicina, del campo medico-scientifico a livello internazionale e dunque momenti di confronto per parlare un po' di quelle che sono le grandi opportunità, le grandi sfide intanto delle scienze mediche oggi, della ricerca scientifica internazionale e dell'intelligenza artificiale che oggi, pensate, rappresenta un mercato enorme in fortissima espansione, crescerà del 48% secondo gli ultimi studi all'anno. Dunque, insomma, il Veneto e Padova diventerà un po' la capitale della medicina moderna in queste giornate, che sono ovviamente aperte a tutti, per cui ci saranno le istituzioni che vedo ben presenti, ma anche ovviamente tutto il settore sanitario, le voci dicevamo più autorevoli, ma anche i cittadini, perché l'evento è aperto e gratuito a tutti, pazienti, esperti, ovviamente i medici, insomma sarà un evento importante. Oggi l'opening qui e poi le giornate prossime al centro congressi. Si parlerà, dicevamo, e si parte dall'intelligenza artificiale, che in medicina vuol dire tanto oggi, dalle cartelle elettroniche alle biotecnologie, cioè l'ingegneria applicata alla medicina e dunque dai robot chirurgici alle nanotecnologie, la medicina predettiva, gli algoritmi diagnostici, come realizzare, come dire, migliori... Scusate ragazzi, se potete non mettervi qui, so che state lavorando anche voi, ma ecco, un po' di ordine. E allora, dicevo, è un mondo ancora in parte inesplorato, un mondo che è fondamentale oggi nella medicina, le grandissime potenzialità. E perché siamo qui e lo facciamo qui? Ed è la prima edizione, perché intanto vedo qui in prima fila il sindaco Giordani. Diciamo dove siamo, Palazzo della Ragione, questo ciclo di affreschi che ricordo, per chi non è di Padova, Urbs Picta, città dipinta e dunque insomma patrimonio UNESCO. Padova ha dei grandissimi primati. Devo dire che io sono molto felice di essere qui perché figlia di medici, padovana, laureata a Padova nella insomma grande e prestigioso Ateneo, ben prima che si insediasse la magnifica rettrice Mapelli, per cui insomma è un grande onore. Padova, il Veneto, lo sappiamo, ha una storia importantissima, si distingue a livello sanitario sia nazionale che internazionale da sempre, ma Padova in particolare, voglio dire, non solo insegnò, lo sapete tutti, Galileo Galilei, ricoprì la prestigiosa cattedra di matematica, ma Padova, pensate, è stato il primo, deve esserci anche Dal Ben che magari mi può come dire bacchettare se sbaglio, il primo ospedale urbano della storia e dunque il primo ospedale San Francesco Grande, qui dietro, a pochi passi, primi del 400, 200 anni dopo il primo teatro anatomico permanente, per cui insomma dei grandissimi primati per arrivare poi ai tempi moderni con il grande professor Gallucci, il primo trapianto di cuore in Italia. Ancora oggi insomma è un polo eccellente Padova, lo sappiamo tutti, per i trapianti, pensate, di organi più 25% dal 2022 al 2023. Insomma, tutti questi primati, e faccio un po' la campanilista da padovana, ma ci sta da veneta, per dire che questo forum non poteva che essere qui, in questa sua prima edizione, perché il Veneto ha già tracciato una strada molto ben definita, insomma lo sappiamo quanto ci si spenda e la Regione Veneto si spenda per la salute dei cittadini, per la sanità, e perché da secoli, diciamo, il Veneto e Padova rappresenta una grande eccellenza a livello nazionale ma anche internazionale. E allora io direi guardiamo insieme questo veloce video di presentazione e poi partiamo e do la parola a voi, prego. Forti della nostra storia. Volgiamo lo sguardo al domani e portiamo in Veneto le star mondiali della salute al World Health Forum di Padova. 4 intense giornate con decine di eventi e migliaia di partecipanti attesi per esplorare insieme le sfide e le opportunità della medicina e della ricerca scientifica internazionale, dell'intelligenza artificiale e dell'ingegneria applicata alla sanità. Studiamo il passato, analizziamo il presente, progettiamo il futuro. Dal 20 al 23 marzo, a Padova, si riuniscono i maggiori esperti della scienza per far nascere nuove ricerche, tecnologie e innovazioni nel campo della sanità.
Ecco, allora io direi che chiamo subito qui sul palco, un applauso. Chiamo subito qui sul palco insieme a me, mi raggiunge, poi io mi sposto sul podio, l'avete visto anche nel video, ente capofila ovviamente è la Regione Veneto, chiamo il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Da qua, dal podio. Grazie. Non so se sentite bene. Sì? Grazie. Tenetelo basso il microfono, grazie. E innanzitutto volevo ringraziarvi e faccio un saluto veramente a tutti di cuore. Intervengo anche con un po' di emozione perché vi dico, questo rappresenta la realizzazione di un sogno che va a sublimare la storia di questa regione, la storia di eccezionali professionisti, di un'accademia, di un'università che è conosciuta a livello internazionale, ma nasce anche dalla volontà di candidarci ad essere, io l'ho definita forse impropriamente, qualcuno dice, ma sarà così negli anni, la Davos della sanità, visto considerato che forum mondiali a questo livello che parlino di sanità, di ricerca, di innovazione, non ce ne sono a questi livelli in giro per il mondo. Io voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, perché comunque è stato uno sforzo immane. Ringrazio l'Università di Padova, VIM, Motore Sanità, la Camera di Commercio, insomma, un po' tutte le realtà, Promex, adesso ne avrò dimenticati molti, insomma tutti quelli che hanno lavorato, veramente un grazie di cuore. E la volontà di presentare un lavoro di squadra. Ringrazio gli oltre 100 relatori che saranno presenti durante questi 4 giorni. Sono relatori che vengono dalle più prestigiose realtà scientifiche a livello internazionale, da Stanford, da Harvard, da Boston, dalla Germania, da Londra, dalle università italiane e da molto altro ancora. Nasce questa idea dalla volontà di mettere assieme le informazioni, di fare una sintesi di quello che può essere il futuro della sanità, e credetemi non è solo un esercizio, diciamo, per intellettuali o per addetti ai lavori, ma anche guardare oltre l'orizzonte e capire che comunque l'accelerazione che avrà la sanità nei prossimi anni sarà un'accelerazione importante. Basti pensare che noi in tasca abbiamo un device, il nostro telefonino, che di giorno in giorno viene alimentato da applicazioni che ci danno sempre più, conoscenza dei nostri valori biologici, di tutto quello che è il nostro stato di salute. Io penso che la sanità debba far tesoro di quello che è l'ingresso, in questo mondo dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie. È di ieri una notizia che leggevo nelle agenzie, che i modelli predittivi con l'intelligenza artificiale ci permetteranno di scoprire, fra virgolette, ovviamente sempre con l'apporto dei professionisti, eventuali rischi di tumore alla mammella nelle donne. È ormai in realtà nella nostra accademia e quindi nei nostri ospedali l'applicazione di modelli predittivi per l'anatomia patologica e quindi per l'analisi istologica dei tessuti nei malati di cancro e molto altro ancora. E quindi io penso che questo percorso in Veneto si candida a farlo ovviamente assieme ai suoi professionisti, assieme alla comunità scientifica internazionale, senza presunzione, con umiltà, con la volontà di mettersi ovviamente assieme ai nostri compagni di viaggio. Saluto anche il professor Muraro, mi sono dimenticato di citare la Fondazione come partner di questo viaggio, di questo grande viaggio, ma anche con la volontà di candidarci a essere, come dicevo, centro di riferimento a livello internazionale. È la prima edizione, parte già col vento in poppa, parte alla grande, parte con centinaia di iscritti ai diversi convegni, parte con dei grandi relatori, ma anche la volontà di ricordare che le prossime edizioni saranno sempre più arricchite e cresceranno sempre di più. Penso che questa diventerà pian piano veramente un'occasione che tutti si segneranno nell'agenda ogni anno per dire non posso mancare al World Health Forum del Veneto. Io auguro veramente buon lavoro per questi 4 giorni, saluto il sindaco di Padova che ci ospita e che ha la fortuna di avere questa bella città e questa bella università. Ricordo che noi abbiamo 2 facoltà, fra l'altro di medicina in Veneto, la storica, scientifica, grande Università di Padova e poi ovviamente l'Università di Verona, ma anche la volontà di dire che la nostra squadra della sanità sono 64.000
dipendenti della sanità o professionisti della sanità, con 12.000 medici, eroga ogni anno 80 milioni di prestazioni sanitarie. Siamo i primi per trapianti di cuore in Italia, per trapianti di polmone, per trapianti di reni, per trapianti di fegato. Saluto tutti i professionisti della sanità che sono in sala. Questo per dire, insomma, che come direbbe la madre dei Gracchi Cornelia, lei quando presentava i figli diceva: ecco i miei gioielli. Per me ecco i miei gioielli. Grazie. Allora, grazie al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Li ridico velocemente perché siete tutti qui e dunque è bene ricordare i partner. Velocemente, appunto, ovviamente la Regione Veneto capofila, ma poi il Comune di Padova, la Camera di Commercio di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'Università degli Studi di Padova, il VIM, Veneto Innovazione, Motore Sanità, il Teatro Stabile del Veneto e poi Venice Promex, che con la Camera di Commercio è, diciamo, l'ente attuatore dell'evento. E allora avete visto dal programma che ci sono 3 momenti di dialogo, di conversazioni. Partiamo con il primo e dunque forse lo possiamo vedere anche il titolo dietro alle mie spalle, e se no ve lo dico io, ed è il primo momento. Chiamo anche qui sul palco subito la professoressa Daniela Mappelli, magnifica rettrice dell'Università degli Studi di Padova. Chiedo anche un applauso. La conversazione, il ruolo della ricerca universitaria nello sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina. La magnifica rettrice, dialoga con il professor Angelo Dei Tos, che è il presidente della scuola di medicina dell'Università di Padova. Intanto vi chiedo di raggiungerci qui sul palco. Il professor Roberto Vettor, Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Padova, il professor Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento Ingegneria dell'Informazione dell'Università, e Gianmaria Silvello, professore Dipartimento sempre di Bioingegneria Elettronica e Informatica dell'Università di Padova. Modera la collega di Repubblica Valeria Pini, che è grande esperta, con l'altra collega che vedrete dopo, di salute, sanità, bioetica, per cui chi meglio di lei, e dunque vi lascio questo spazio. Prego, a voi, a te, Valeria. Prego, vai. Allora, quando si parla di salute, medicina, intelligenza artificiale, noi abbiamo l'onore di avere medici e ingegneri per guidarci. Gli argomenti sono tantissimi, vanno dalle regole al rispetto della privacy, perché quando circolano migliaia e migliaia di dati bisogna poter garantire anche al paziente, tutelare la sua privacy. Ma prima di tutto una curiosità, rettrice. Lei mi raccontava come è nato il termine intelligenza artificiale, perché è una cosa che non avevo mai sentito. Sì, allora, il termine intelligenza artificiale per la prima volta viene introdotto, siamo nel 1956, siamo negli Stati Uniti, nel New Hampshire. Al Dartmouth College viene convocata una sorta di conferenza sufficientemente lunga, perché si pensava ad almeno 2 mesi di conferenza, dove un gruppo di scienziati si trovano perché volevano mettere a punto un sistema, quindi una sorta di macchina, una tecnologia che riuscisse in quello che viene chiamato il problem solving, quindi nella risoluzione di problemi, ma anche che riuscisse ad astrarre dei concetti del linguaggio. E per la prima volta viene messo a punto, viene introdotto il termine di artificial intelligence. La cosa interessante è che a questa conferenza, già da allora, quindi siamo nel 1956, a questa conferenza parteciparono i padri fondatori, quindi dell'intelligenza artificiale, studiosi che provenivano da diverse discipline. Quindi avevamo matematici, avevamo ingegneri, ma avevamo anche uno dei padri fondatori, ad esempio Herbert Simon, laureato in scienze politiche, poi si dedica molto alla psicologia cognitiva perché vengono studiati i modelli cognitivi, diciamo, dell'intelligenza umana, e poi lo stesso che prende un premio Nobel in economia ma per i processi decisionali. Quindi l'intelligenza artificiale fin dall'inizio nasce all'insegna dell'interdisciplinarietà. All'epoca logicamente non esistevano gli strumenti tecnologici che esistono ora. Il termine intelligenza artificiale
a volte può trarre in inganno, nel senso che leggevo che Noam Chomsky, proprio pochi giorni fa, forse l'altro ieri, ha detto che il termine di intelligenza artificiale è il più grande plagio della storia, nel senso che l'intelligenza artificiale non può essere paragonata all'intelligenza umana. E questa è la prima cosa che bisogna definire quando si parla di intelligenza artificiale, artificial intelligence, quindi le differenze, quindi non è un sostituto dell'intelligenza umana, e questo deve essere, come dire, sempre bene messo in chiaro. Certo è che ci dà a disposizione degli strumenti incredibili in aiuto, diciamo, all'intelligenza umana, ed è quello che approfondiremo, penso, qui oggi, parlando dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla medicina, valutandone però, come correttamente diceva lei, l'enorme potenzialità e quindi le opportunità, ma d'altro canto, e questo verrà esplorato anche nei prossimi giorni, quelli che sono i rischi, nel senso che l'uomo comunque deve essere sempre consapevole in un certo senso di quello che sta maneggiando, quindi maneggiare con cura anche l'intelligenza artificiale. Partirei proprio dalle potenzialità, magari se il professor Del Tos volesse dirci quali sono le potenzialità di questa. Tanto grazie, ma non è che in pochi minuti noi possiamo esplorare quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale in medicina, ma possiamo fare degli esempi. Ed è meglio fare degli esempi rispetto alle discipline che uno conosce meglio. Nel mio caso, peraltro già citata, è l'anatomia patologica, che in 10 parole significa nella sostanza la pietra angolare delle decisioni terapeutiche in oncologia. Ora, questa è una disciplina che peraltro, ricordava il collega irlandese, lui sa, essere nata qui a Padova, stiamo parlando di Morgagni qualche secolo fa, che è nata, che si è sviluppata. Ecco, detto questo, che cosa noi possiamo avere come valore aggiunto in questi modelli? Beh, c'è un elemento che è l'accuratezza diagnostica, quindi come diceva la professoressa Mapelli, qui non si tratta di sostituire, ma c'è un livello nel nostro mestiere che ha a che fare con il calcolo, con il riconoscimento delle forme, perché in fondo la mia disciplina è una tecnica di imaging. Ebbene, ci sono delle funzioni che chiaramente questa tecnologia fa meglio produce, diciamo, un risultato più accurato. Ed è questo un primo livello, ed è quello che noi nella sostanza stiamo già applicando grazie a questo progetto regionale qui in Regione Veneto, vorrei anche dire prima al mondo a fare questo tipo di sperimentazione. Però c'è un secondo elemento, cioè quello che noi facciamo anche è dare, noi li chiamiamo biomarcatori di predizione. Che cosa vuol dire? Che abbiamo la sfera di cristallo? No, sono delle molecole, sono delle proteine che ci dicono se quel paziente beneficerà di quel trattamento. È tutto il tema della medicina di precisione e dell'oncologia di precisione. Quello che noi stiamo già osservando, questa è già letteratura, è che utilizzando questi strumenti miglioriamo la qualità della predizione. Nel cancro del polmone noi sappiamo di recuperare oggi, all'immunoterapia, che è la grande rivoluzione terapeutica negli ultimi 7 anni, almeno un 20% di pazienti che erano stati persi per questo tipo di trattamento. Quindi è chiaro, e perché questo accade? Perché ancora una volta questi sistemi intelligenti in qualche modo valutano, sono in grado di, diciamo, quantificare questi fenomeni biologici con più accuratezza di quanto possa fare l'occhio umano, supervisionati certamente dai professionisti. Da un punto di vista proprio concreto può aiutare nella diagnosi l'intelligenza artificiale? Aiuta nella diagnosi e aiuta nelle scelte terapeutiche. Esistono però anche dei rischi e dunque mi piacerebbe chiedere al professor Vettor quali possono essere i rischi. Allora, come in tutte le macchine, quando il professor De Tos diceva, vabbè, analizziamo delle immagini. Sì, le analizziamo con degli algoritmi naturalmente che sceglie l'uomo, che naturalmente dice quella forma, quella cellula fatta a triangolo, quella mi interessa. Ma se in qualche maniera l'algoritmo di base è sbagliato, è chiaro che anche diciamo, il risultato sarà sbagliato. Allora ci deve essere un sistema di controllo. Ecco, questo è uno degli elementi più importanti per quanto riguarda la cosiddetta
medicina, l'intelligenza artificiale, i sistemi di controllo, perché è chiaro che il mio procedimento potrebbe essere assolutamente sbagliato e quindi l'istruzione che io do alla cosiddetta macchina intelligente assolutamente non produrre dei risultati assolutamente affidabili. Questa è una cosa estremamente importante. I sistemi di controllo devono essere assolutamente ridondanti e naturalmente è chiaro che le macchine intelligenti hanno dei sistemi di controllo ridondanti e noi dobbiamo in qualche maniera verificarlo sempre, come è stato fino adesso per quanto riguarda per esempio la cosiddetta medicina basata sulle evidenze, per cui abbiamo bisogno anche di controllare i dati dei trial clinici e così via, di verificarli più volte, di ripeterli più volte in maniera tale da confermare quelle che sono le nostre asserzioni o conclusioni. Anche per quanto riguarda la medicina, l'intelligenza artificiale, dovremmo fare esattamente lo stesso. Professor Menghesso, chi controlla la macchina? Chi controlla? Perché la macchina va formata, non può diventare come l'uomo, ma viene formata. Chi è che lo fa? Voi ingegneri, informatici? Allora, per far sì che la macchina cominci a supportare il medico, e dico opportunamente supportare, non sostituirlo, deve essere sufficientemente informata e istruita. E questo come viene fatto? Viene fatto facendo fare alla macchina una serie di analisi che inizialmente fa l'uomo. Quindi praticamente se una macchina gli voglio far riconoscere un'immagine ecografica, gli devo far guardare centinaia di migliaia di immagini ecografiche in modo tale che poi la macchina riesce a classificare quella che è l'immagine sana da quella che è l'immagine che merita l'attenzione del medico. Questo è un po' in sintesi quello che deve fare la macchina. Dopodiché chi la controlla? All'inizio la macchina, quando prende le decisioni, avrà un passaggio in cui il medico valida o non valida il risultato che la macchina dà. E la macchina funziona come un videogioco, deve prendere più punti possibili. E quindi man mano che analizza le immagini, il medico gli dice giusto o sbagliato, e lei cercherà al meglio di far sempre l'analisi giusta, e quindi questo è un processo molto lungo e che richiede anche molte attenzioni. Questo però richiede computer estremamente performanti, perché per analizzare queste grandi immagini serve grande potenza di calcolo. E il motivo per cui si parla solo oggi o negli ultimi anni di intelligenza artificiale è perché sono venuti a disposizione dei computer estremamente performanti che permettono di fare tantissimi calcoli e tante analisi. Allora io l'altro giorno mi sono permesso di fare questo confronto. L'intelligenza artificiale sta al medico come il computer e il calcolatore sta all'ingegnere. E questo non ha comportato che l'ingegnere col calcolatore sia diventato meno importante o meno intelligente, ma lascia al computer fare quelle azioni che il computer sa fare bene e molto veloce, e lascia all'ingegnere il tempo di dedicarsi alle cose innovative e quelle più scientifiche. E lo stesso succederà per il medico. Se un medico deve analizzare 100.000 cartelle cliniche, penso che se chiedo ai miei colleghi medici questo richiede probabilmente degli anni, il computer lo può fare in pochi minuti. E il computer dà subito al medico l'analisi di tutti quei dati, e sarà il medico che decide in base a quell'analisi qual è il risultato di questa analisi, se è positiva, negativa o se il paziente ha bisogno di qualche trattamento. Tornando un attimo ai dati, al controllo dei dati che vengono immessi nella macchina, volevo chiedere al professor Veronese quali sono poi le... Silvello. Abbiamo cambiato. Scusa, non lo sapevo. Sì, volevo chiedere al professor Silvello, non ero informata, quali sono poi le criticità nella gestione proprio del lavoro quotidiano? Sì, questo è un tema fondamentale, la qualità dei dati che utilizziamo per costruire questi sistemi basati sull'intelligenza artificiale, perché se il dato non è buono, il risultato non è buono, e quindi anche il sistema di controllo passa un po' in secondo piano, anche se continua a rimanere importante. Una cosa che abbiamo visto è che il costo di annotare i dati manualmente in modo da informare i sistemi di intelligenza artificiale è elevatissimo, ed è il collo di bottiglia tante volte che non permette l'utilizzo di questi sistemi in ambito quotidiano. Ad esempio, proprio il nostro Dipartimento ha lavorato in un progetto europeo dove
abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale per annotare i dati che un altro sistema di intelligenza artificiale utilizzava per imparare nella diagnosi di immagini istopatologiche. In particolare noi abbiamo lavorato sul tumore al colon e quindi, senza richiedere un lavoro ai medici, siamo riusciti ad annotare le immagini automaticamente e poi a istruire un altro sistema per la predizione, ottenendo risultati equivalenti a quelli che si ottenevano con i dati annotati dai medici. Questo aspetto, che a volte viene un po' trascurato perché ci concentriamo più nella parte finale dei sistemi, è comunque molto importante, perché se noi miglioriamo l'input, quindi quello che forniamo agli algoritmi, miglioriamo anche i loro risultati, e proprio in questo contesto stiamo lavorando ad esempio all'integrazione di dati diversi, quindi dati di immagini, biosegnali, testo, in modo da connetterli fra loro e aumentare le potenzialità diagnostiche, ma anche di definizione di nuove terapie, proprio dall'integrazione di questi domini che finora sono collegabili solo dall'essere umano e anche in modo molto complicato. E quindi questo è un altro aspetto molto importante dove il dato è centrale nell'intelligenza artificiale. E tutto questo naturalmente velocizza i tempi per raccogliere informazioni, e questo è il grande vantaggio. Per esempio anche per i trapianti, per gestire il lavoro sui trapianti è possibile che possa essere utile l'intelligenza artificiale, non lo so. Visto che la vostra è una regione... Su questo posso rispondere. Abbiamo un progetto che si chiama Progetto Galileo, che è un progetto finanziato PNRR che vede il coinvolgimento di diverse istituzioni, naturalmente anche l'Università di Verona, nel quale il tema dei trapianti naturalmente spesso è la qualità della valutazione dell'organo. E è stato creato un algoritmo che in qualche modo dà ausilio ai colleghi che nelle notti, nelle giornate che si dedicano a questo tipo di attività possono essere supportati proprio nella valutazione della qualità di organo. Quindi è chiaro che lo strumento è uno strumento straordinario, ma come accennava sia il professor Meneghesso che il professor Vettori, nella intelligenza artificiale il famoso principio GOG, che vuol dire garbage in, garbage out, cioè se io inserisco, annoto male i dati, quello che ottengo è un prodotto assolutamente scadente. E questo sottolinea ancora di più il valore dei professionisti, cioè tutti questi sistemi che sono di fatto supervised hanno bisogno di annotazioni accurate, altrimenti quello che si ottengono poi sono risultati assolutamente non applicabili in clinica. Dunque non possiamo fare a meno dell'uomo, no. Però volevo chiedere alla rettrice Mappelli proprio questo: che differenza c'è fra l'intelligenza artificiale e l'uomo? Poi magari se gli altri professori non è una risposta semplice, perché dovremmo partire dalla definizione di intelligenza, e se uno guarda su un qualunque manuale di psicologia cognitiva troverà n definizioni di intelligenza, ma questo non deve stupire, perché l'intelligenza è un costrutto complesso e quindi è difficile definire un costrutto complesso. Diciamo che quello sulle quali la maggior parte delle definizioni concordano è che l'intelligenza umana, quindi l'uomo, l'intelligenza è quella cosa che definisce la capacità di apprendere, quindi l'apprendimento, la capacità di reagire agli stimoli ambientali, di adattarsi alle nuove situazioni, ma l'intelligenza umana ha la facoltà di comprendere quello che apprende. Nella parola comprensione diciamo che c'è la grande differenza tra l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, che può essere di tipo reattivo, l'intelligenza artificiale è in grado di apprendere, l'abbiamo sentito, no? Dagli ingegneri, cioè questi grandi moli di dati, si addestra la macchina ad apprendere e quindi ha un fenomeno di apprendimento. Apprende però semplicemente per connessioni. L'intelligenza artificiale è in grado anche di adattarsi e reagire agli stimoli ambientali. Faccio un esempio banale, ma l'aspirapolvere che si muove in casa ed evita gli ostacoli è un meccanismo di intelligenza artificiale, agisce immediatamente, ha un feedback di ritorno che modifica il comportamento. L'intelligenza artificiale però non comprende quello che fa. Siamo noi che gli abbiamo dato un enorme mole di dati per rispondere.
E questa è la prima grande differenza. Difatti nell'intelligenza artificiale gli ingegneri che ci lavorano o chiunque lavori con l'intelligenza artificiale parla di intelligenza reattiva, che è quella che conosciamo meglio, e adesso cercare di introdurre anche quella che viene chiamata l'intelligenza deliberativa dell'intelligenza artificiale, cioè la capacità che comunque è dell'essere umano di pianificare, prevedere il futuro, ma siamo ancora distanti dall'intelligenza deliberativa dell'intelligenza artificiale. E questa è soltanto una delle differenze se ci limitiamo, diciamo, alla descrizione cognitiva dell'intelligenza, ma poi dobbiamo mettere, e noi sappiamo che nell'essere umano c'è tutta un'altra parte che riguarda di più la sfera emotiva, quella che noi chiamiamo l'umanizzazione, che è difficilissimo immettere in uno strumento di intelligenza artificiale. E quindi è per quello che non dobbiamo farci in un certo senso deviare da quello che è il nome, intelligenza artificiale. Non è una sostituzione dell'uomo, ma ripeto, può essere uno strumento che, se ben dominato e ben gestito, ci dà un ausilio incredibile. Perché? Perché l'uomo, noi abbiamo un'intelligenza straordinaria, ma siamo in grado di elaborare contestualmente un numero limitato di informazioni. Questa è la grande differenza. L'intelligenza artificiale, come è stato detto, ci dà la possibilità di elaborare milioni di informazioni nel giro di pochissimo tempo. Questo oggi lo dobbiamo agli strumenti che hanno aumentato enormemente la capacità di calcolo, però ripeto, dal momento che l'uomo ha la capacità di comprensione, guida il processo. E così è il medico. L'intelligenza artificiale applicata alla medicina ti può in un certo senso sputare una diagnosi, ma non comprende perché ti dà quella diagnosi. Il medico quindi non deve unicamente basarsi sul risultato della diagnosi, ma deve sapere quelli che sono i dati immessi per arrivare a quella diagnosi, e solo l'essere umano ha questo tipo di capacità. Dunque, che è fondamentale. Non potremo fare a meno dei medici. Assolutamente e soprattutto quello che si spera della loro formazione approfondita, perché siamo diventati tutti un po' più pigri da quando abbiamo il telefonino e cerchiamo le informazioni online, ma il medico dovrà essere sempre molto formato per poter poi guidare l'intelligenza artificiale. Sì, è fondamentale. Sì, però anche su questo noi siamo un po', abbiamo questi condizionamenti, no? Da quando la gente ha cominciato a giochicchiare con ChatGPT è emerso il rischio, no? Che diventeremo pigri, perché questi sistemi in qualche modo ci danno delle informazioni. In realtà, e questo è una riflessione più da presidente di scuola di medicina, sono dei tool che noi possiamo utilizzare nella simulazione, ad esempio. E la cosa interessante è perché uno può obiettare, sì, ma io se invento dei sistemi di simulazione in medicina e questi sbagliano, ho addestrato male i miei studenti. Ma in realtà noi facciamo il contrario. Gli strumenti di simulazione, per esempio, sono nello sviluppo degli soft skill nel rapporto medico-paziente, in cui la simulazione è sul paziente. E se il paziente sbaglia, questo in realtà simula la realtà, perché a volte i pazienti sbagliano nel darci delle informazioni, ci danno informazioni inaccurate. Quindi questi diventano anche strumenti molto preziosi da qui in avanti, proprio nella formazione dei giovani, dei futuri medici. Ripeto, non dobbiamo aver paura di questi sistemi, dobbiamo darci regole, mi pare che tutti su questo siano d'accordo, ma non dobbiamo avere il riflesso, no, della letteratura di Isaac Asimov, di iRobot, cioè questa idea che in fondo queste macchine possono sostituire l'uomo, come diceva la professoressa Mappelli, è un sogno o un incubo fantascientifico, ma non accadrà mai. Allora, abbiamo parlato di sicurezza dei dati e ci sono le linee guida anche dell'OMS, ricordiamolo, che tutelano poi i pazienti, e probabilmente a giugno entrerà in vigore anche il regolamento europeo. C'è un altro aspetto, la disparità fra il mondo ricco e quello meno ricco. Questo è un elemento estremamente importante. Vede, intanto mi lasci commentare qualcosa su quello che è l'utilizzo dei dati e la potenza dei dati. All'interno di quello che è la medicina di precisione c'è una P che di solito si scorda sempre, che è quella della partecipata. La medicina partecipata, partecipazione. E la partecipazione fondamentalmente a quello che è la cura in generale e anche quello che ogni singola persona e ogni singola istituzione
dà in termini di dati e conoscenza. Quindi è chiaro che è una responsabilità di ogni singolo cittadino e anche di ogni singola istituzione quella di fornire dati, perché come abbiamo detto fino adesso l'intelligenza artificiale funziona e funziona tanto più quanto più viene rifornita di dati. Il risultato è tanto più preciso quanto più dati abbiamo. Naturalmente sorgono tutta una serie di problemi abbastanza ovvi, il problema della privacy e così via, che naturalmente deve essere in qualche maniera rinormato per concedere la possibilità di ottenere dei dati che in qualche maniera sono poi a servizio dei cittadini. Questa è una cosa estremamente importante che vorrei sottolineare. L'altro aspetto è quello dell'equità. L'aspetto dell'equità va naturalmente considerato all'interno di quello che può essere la disponibilità che una certa popolazione può avere di questa nuova tecnologia, oppure può essere anche rispetto a quello che è il sistema sanitario che io disegno all'interno di quell'ambito. È chiaro che se io avessi un sistema sanitario che in qualche maniera non mi concedesse quello che è per esempio l'utilizzo di un farmaco che deriva dal fatto che questo viene indicato in maniera precisa e così precisa dall'intelligenza artificiale, e rientriamo soprattutto nei farmaci della precision medicine più costosi, e questo naturalmente potrebbe variare da paese a paese, questo potrebbe essere considerato un qualcosa che crea inequità. Questo è un qualcosa di estremamente importante, naturalmente questo per nostra fortuna nel nostro paese, nella nostra regione è meno sentito, ma naturalmente il problema di quello che è il supporto economico ai servizi sanitari oggi potrebbe in qualche maniera far sollevare questi problemi in futuro. Gentilissimi professori, una cortesia, siccome c'è molto eco, è difficile l'audio, lo sappiamo tutti a Palazzo della Ragione, proviamo a tenere i microfoni un po' i gelati più vicini. Ok, grazie, scusate l'interruzione. Sì, potrei voler aggiungere anch'io un commento su questo, sul discorso della differenza tra l'intelligenza artificiale e quella umana. C'è un altro parametro molto importante che abbiamo discusso l'altro giorno, la coscienza. La macchina non ha coscienza e questo è un dato non banale che va messo in considerazione. Sull'aspetto dell'inequità sociale, io direi certo, questo rischio è forte e presente, ma attenzione che può invece aiutare a ridurre le inequità sociali, perché io posso formare e trainare la macchina in un paese più benestante, ma poi quei dati lì e quella macchina formata lì può essere trasportata e utilizzata in quei posti dove c'è carenza di ospedali e di medici, e quindi lì a distanza possiamo fare delle analisi e delle azioni di controllo. Pensiamo che l'intelligenza artificiale poi non è solo dati e immagini o questo, ma vuol dire anche che, non so, la robotica. Pensiamo ai robot che oggi aiutano i chirurghi. È vero, un bravo chirurgo non si farà mai aiutare da un robot, ma i robot possono aiutare quei chirurghi che devono imparare a diventare dei bravi chirurghi per cominciare a imparare. Oppure con le interfacce aptiche, cioè un medico che si trova fisicamente a Padova e può operare un paziente che si trova a chilometri di distanza grazie a un sistema di trasporto, di immagini, di telemedicina. Insomma, possiamo sicuramente anche in questo caso, ci sono dei rischi, ma ci possono essere dei grandi vantaggi. Noi dobbiamo essere bravi ad evidenziare i vantaggi e ridurre il più possibile i rischi. E qui ci sono anche azioni del Parlamento europeo, che ha già messo in atto una serie di documenti che mettono in evidenza questi aspetti, e l'altro giorno c'è stato la AI Act, un'azione della Commissione europea proprio per mettere a posto e a sistema tutta la normativa e la regolamentazione che serve per portare a valorizzare i vantaggi e ridurre i rischi che ci sono e ci saranno sempre. Sì, a riguardo c'è anche un aspetto proprio meramente o puramente tecnico nell'equità algoritmica, perché è vero che noi possiamo esportare quello che abbiamo allenato qui in altri paesi, ma dobbiamo sempre tener conto della distribuzione dei dati e quindi anche della rappresentatività di fattori specifici che in altre popolazioni possono essere presenti rispetto alla nostra, ma anche semplicemente, se rimaniamo in Veneto, dobbiamo considerare ad esempio la parità di genere, che è una questione estremamente importante e che emerge chiaramente
quando andiamo a considerare l'intelligenza artificiale, perché se non stiamo attenti ai dati che utilizziamo per allenare questi strumenti, emerge chiaramente un bias fortissimo. Ad esempio, l'abbiamo visto nella ricerca online lavorativa. Cerchi infermiera o infermiere, usando il termine neutro, le immagini tendevano, nel passato, adesso è un po' corretto, ad essere più femminili. E qui sono aspetti che tendiamo a volte a non considerare concentrandoci nella parte più produttiva dell'intelligenza artificiale, ma come diceva il professor Meneghesso prima, noi possiamo correggere e aiutare anche la correzione di bias esistenti nella realtà grazie all'intelligenza artificiale, però dobbiamo esserne consapevoli e lavorare insieme, non solo gli informatici e poi i medici, ma con un lavoro congiunto dove diverse esperienze e conoscenze portano a comprendere l'esistenza del problema, che sì. spesso è quello il problema, e poi il problema, non capire che esiste, per risolverlo o correggerlo quantomeno. Questo è qualcosa che negli ultimi anni sta emergendo in modo molto forte e si collega sia nella parte di genere, ma anche nella parte più etnica o di diverse popolazioni, quindi attenzione. Proprio perché attraverso la rete sono emerse tante cose che prima erano nascoste, dunque insomma questo è un lato positivo. E poi anche penso per tutto quello che è l'uso dei farmaci, delle terapie, c'è una grande possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale. Nell'ambito della cosiddetta precision medicine, l'intelligenza artificiale può dare un aiuto particolarmente importante nella definizione di quello che è il farmaco giusto al paziente giusto al momento giusto. Si può fare un esempio? Faccio degli esempi. Sì. È evidente che oggi noi, per esempio, prendiamo così per fare un esempio così che può essere sotto gli occhi di tutti, un paziente iperteso. Non tutti i pazienti ipertesi rispondono allo stesso farmaco nella stessa identica maniera, quindi vuol dire che ci deve essere qualcos'altro. Allora, questo qualcos'altro può essere esplorato con i mezzi che noi abbiamo, ma tanto più dati abbiamo di quel paziente, ma tanti più dati complessi, perché quel paziente può vivere in un determinato ambiente, può svolgere un determinato lavoro, può avere un determinato censo e così via. Oggi, quello che noi chiamiamo oggi network medicine, che mette insieme tutti i dati, anche quelli della vita sociale del paziente, e che noi mettiamo dentro nel sistema intelligente, può darci un risultato assolutamente diverso da quello che può essere semplicemente misura una pressione e ti do un farmaco. Quindi tanti più dati, tanta più conoscenza, tanta più precisione. Questo è il grande vantaggio dell'intelligenza artificiale. E tanto più aiuto ai medici che hanno tanto lavoro. Io direi che abbiamo fatto un po' una carrellata, ci sarebbe da approfondire molto. Vi ringrazio molto. Grazie alla magnifica rettrice Mapelli e grazie a tutti gli altri professori dell'Università di Padova, Angelo Deitos, Roberto Vettor, Gaudenzio Meneghesso e Gianmaria Silvello. Grazie anche alla collega Valeria Pini. Allora direi che possiamo procedere, stiamo accorciando un pochino i tempi, ma va bene così. Allora chiamo qui sul palco, e così procediamo con il secondo momento di confronto, il professor Giorgio Palù, Emeritus Professor of Microbiology and Virology, Università degli Studi di Padova e Past President European Society of Virology, e il professor Thomas Mertens, President Sticco, Permanent Vaccine Commission, Robert Koch Institute, e professore emerito presso l'Università di Ulm, che credo che sia una delle più prestigiose per la ricerca scientifica, nonché, se non sbaglio, città che diede i natali ad Einstein. Vi aspetto, e insieme, per moderare questo momento di confronto, la collega del Corriere della Sera che certamente conoscete, Margherita De Bach. Lei si occupa, come la collega precedente, di salute, sanità, bioetica, insomma, ecco. Margherita De Bach, prego, professore. Bene, lascio a voi, lascio alla collega De Bach la moderazione, prego. Il titolo della conversazione: How to predict and how to deal with the next pandemic. Se vuole, allora, il professore, c'è la traduzione simultanea.
Benvenuti ai nostri 2 virologi d'eccezione, 2 virologi veri, autentici, non come quelli che abbiamo visto spesso passare, 2 signori virologi, il mio amico Giorgio Palù. Ti posso dire che sei un amico, sì? Anche se abbiamo discusso diverse volte, per la verità. E poi benvenuto Thomas Martens. Palù gioca in casa, però indirettamente anche Martens, perché ha origini fiorentine, vero? La mamma, no, la nonna? No, la mamma. La mamma, quindi parleremo in italiano perché parla un ottimo italiano. Allora, Giorgio, intelligenza artificiale, però le pandemie, la prossima pandemia, il prossimo virus vincerà sempre sull'intelligenza artificiale. Non si possono predire. Beh, una cosa si può predire. Intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito in questa fantastica aula. L'unica cosa che si può predire, cioè dire in anticipo, è che ci sarà una prossima pandemia. Ma dire quando ci sarà o con quanto anticipo potremmo predirlo o quale sarà il virus o il microrganismo in causa, ecco, questo nessuna intelligenza artificiale ancora ci aiuterà a dire. L'unica cosa che ci potrà aiutare sicuramente è nel prevenire quelle che possono essere le conseguenze e nell'anticipatamente dirci quali saranno le caratteristiche biologiche di un futuro agente pandemico. Thomas, ma un virus respiratorio così potente come è stato il SARS-CoV-2 può essere fermato pure intercettandolo per tempo? Beh, come ha detto Giorgio Palù, la cosa è che noi ci dobbiamo abituare al pensiero che non possiamo veramente predire quale virus lo sarà la prossima volta. Sappiamo che ci sono certe caratteristiche di un virus che lo possono portare a essere un patogene pandemico, però il patogene vero non lo sappiamo, e anche il fatto di quando arriva è una cosa stocastica, nel senso che non si sa il momento, solo si sa che la situazione globale che abbiamo adesso è molto favorevole per una patogene di diventare anche un patogene pandemico, perché abbiamo tanti uomini, abbiamo tanto bestiame per nutrire questi uomini e abbiamo la possibilità di viaggiare in un giorno attorno a tutto il mondo, e tutte queste cose 200 anni fa non esistevano. Allora la situazione è cambiata, è una ragione per la quale dobbiamo aspettarci di avere. Quindi ci sono le condizioni ideali, le condizioni perché questo si verifichi senza dover aspettare troppo tempo, perché l'ultima pandemia vera è stata quella durante la prima guerra mondiale, quella vera, Giorgio, no? Possiamo dire così, anche se ce ne sono state altre, cioè, quelle influenzali di minore impatto. Sì. Beh, sì. Sì, quello che sappiamo, la storia della medicina ce lo dice, della virologia in particolare. Forse da che abbiamo memoria, non voglio citare, ecco, il vicino Oriente o l'Africa, ma sappiamo che lì c'è il cradle di tutte le pandemie, quindi parliamo del vaiolo, parliamo della peste, l'influenza, ecco, abbiamo discusso, forse quella che non conosciamo ancora è quella russa del 1889, ipotizziamo sia un virus influenzale, chi dice l'H3N8, chi dice l'H2N1, probabilmente invece era il coronavirus, un beta coronavirus, lo C43, che abbiamo poi individuato nei primi anni 60 del secolo scorso. Quindi abbiamo avuto sempre una cadenza di tempo, per esempio
l'influenza ci ha insegnato, dal 18 al 57, quindi la spagnola, l'asiatica, l'Hong Kong nel 68, abbiamo atteso più di 50 anni per avere nel 2009 la pandemia, la cosiddetta suina, che non era altro che una riedizione dell'H1N1. Però adesso non sappiamo se avremo un altro coronavirus, eccetera. Ecco, quindi ribadisco. Thomas, che cosa possiamo fare in più rispetto a quello che è stato fatto prima che arrivasse questo virus, a livello di sorveglianza, di controllo, di allerta di tutte le agenzie internazionali e nazionali che ci sono? Che cosa manca? Beh, io posso dire che, almeno dal mio punto di vista della Germania, sono state due cose alle quali non si pensa subito che ci sono mancati molto. La prima cosa e quella è stata nominata adesso nella discussione passata molte volte, avevamo una grande mancanza in Germania di buoni dati, anche di quelli che si poteva avere. Mancanza di dati? Di dati, sì, perché le nostre strutture non erano veramente preparate a provvedere di avere questi dati necessari in tempo reale. Questo naturalmente è una cosa che si deve assolutamente cambiare. Noi dobbiamo avere la possibilità di acquistare dati importanti in brevissimo tempo, di portarli insieme in brevissimo tempo e di valutarli in brevissimo tempo. Prima cosa. Seconda cosa, quello che è andato veramente, direi, male era la comunicazione, perché la comunicazione fra gli scientifici, le persone scientifiche, tra i politici e tra cittadini non era per niente ottimale, e questo dopo un po', da noi almeno, è finito in un tipo di caos comunicativo, io direi una cacofonia che non doveva per niente essere. Noi dobbiamo capire che i cittadini non sono specialisti né di virologia né di immunologia, e per quello devono avere una informazione adattata, giusta, ma comprensibile anche. E tutto questo non eravamo preparati, si deve dire. E la prossima volta, se vogliamo fare una cosa meglio, dobbiamo ottimare tutti questi problemi di comunicazione, e non so se riusciamo a farlo. Ma a mio parere ci vorrebbe proprio una struttura ad hoc per la comunicazione nei momenti di crisi, di emergenza, cioè preparare prima. Questo l'ho sempre pensato, però non so se è così facile da realizzare. Creare in anticipo uno staff di persone veramente competenti, non solo, ma capaci di comunicare. Ma comunicare vuol dire non comunicare ai medici, agli scienziati, comunicare con le persone, ed è una cosa difficilissima, perché si cammina lungo un percorso veramente complicato, perché non è solo la lettura dei giornali e basta per informare, anche l'articolo più corretto può essere travisato quando di mezzo c'è la suscettibilità del lettore e dell'ascoltatore. Mi limito alla carta stampata perché la televisione è sì. Quindi io direi che bisognerebbe formare proprio uno staff di persone, di scienziati capaci di comunicare certe cose e di dire ai cittadini: questi sono loro e dicono la verità. Giorgio, è d'accordo? Beh, io penso che sì, ci sono due ambiti, uno della comunicazione nei media, e quindi penso che dovremmo vedere quello che avviene all'estero, cioè uno ha un PhD in scienze della comunicazione o in qualche specialità biomedica, quindi deve sapere. Noi abbiamo avuto in passato, tu sei un esempio per quanto riguarda la carta stampata, di rigore con cui presenti il dato scientifico.
ma abbiamo avuto Piero Angela, per esempio, quindi gente preparata si può essere. Poi c'è il lato della comunicazione istituzionale, che deve essere istituzionale. Ricordiamo quello che è avvenuto in parte anche in Germania. Drostein aveva una sua rassegna settimanale, ma soprattutto nei paesi anglosassoni, nel Regno Unito parlava il Chief Medical Officer o il Chief Scientific Advisor, in America Tony Fauci, da noi hanno parlato un po' tutti, ma ecco, la comunicazione dovrebbe essere istituzionale, quindi gli istituti o l'Istituto Superiore di Sanità o il Ministero e persone anche lì preparate. Ecco, e l'istituzione dovrebbe predisporre questa specie di squadra che scende in campo in situazioni di emergenza. Thomas, che cosa abbiamo imparato dalla pandemia? Che cosa ci ha insegnato e che cosa abbiamo trattenuto di quegli insegnamenti? Forse abbiamo imparato che la pandemia è più di una cosa virologica o anche immunologica. Abbiamo imparato che le conseguenze personali, le conseguenze economiche, le conseguenze psicologiche sono molto più forti e gravi di quello che almeno io me ne aspettavo. Io ho fatto imparare agli studenti per 40 anni cos'è un'epidemia, però tutti questi effetti collaterali non li abbiamo veramente avuti in mente, dico come virologo. Se adesso guardiamo dove sono stato forse fatto lì un paio di sbagli, allora vediamo che questi sono più che devono essere corretti, dove dobbiamo... Quali sono stati gli sbagli più macroscopici? Ma io direi per esempio che da noi l'inclusione degli bambini, la chiusura delle scuole per parecchio tempo, di tenere tanti bambini per un periodo lungo a casa, anche con tutti gli effetti negativi che c'erano, non li voglio specificare adesso, ma tutti lo sanno. Questo forse per un certo periodo era esagerato, per esempio. Queste cose naturalmente si possono imparare e si devono anche cambiare. Anche là ci sarebbe bisogno di una task force, come detto prima, una task force che prepari le cose che si possono decidere nel momento, però naturalmente il problema di una task force è come di fare un dipartimento di pompieri che per 10 anni non ha niente da fare. Questo è un certo problema che dobbiamo anche solvere, come fare questo. Ma è stato dimostrato scientificamente con pubblicazioni che la chiusura delle scuole così prolungata non è stata poi così determinante nel fermare l'epidemia, anzi ha avuto un gioco marginale, un ruolo marginale? Se vogliamo rimanere nel tema dell'intelligenza artificiale, quindi questo insieme di dati, di algoritmi e di modelli sperimentali e predittivi, che anche qui ci sono stati, e sto parlando della Chan School, per esempio di Harvard, per quanto riguarda quindi quella che è la madre o la scuola madre negli Stati Uniti almeno della sanità pubblica, anche lì vari modelli predittivi. Si pensava di bloccare la diffusione, ma siamo stati informati anche tardivamente, non sapevamo qual era esattamente l'origine del virus, non avevamo i primi dati dalla Cina, ci sono voluti, quindi abbiamo visto che certi modelli predittivi funzionavano, ma come spesso accade il buon senso, quindi se tu chiudi tutto, certo puoi bloccare per un attimo la diffusione, ma sicuramente non alleni il sistema immunitario a reagire contro il patogeno. Quindi si è visto che forse alcuni modelli lo predidevano
che degli stop and go sarebbero stati meglio che degli stop prolungati, ma conoscevamo poco delle caratteristiche del virus, soprattutto per quanto riguarda il contagio, e la patogenicità reale l'abbiamo appreso strada facendo. Quindi ecco, se vogliamo proiettarci al futuro, quello che dovrà succedere un domani, noi credo saremmo allertati e avremo dei sistemi modello per dire: uno, in base al genoma del virus, al tipo di mutazione, alle sue caratteristiche di diffondersi, ai meccanismi patogenetici, alla patologia d'organo, a quanto o qual è la via di diffusione prevalente, quale metodo mettere in atto o quale sistema mettere in atto, oltre alle misure farmacologiche o di prevenzione come i vaccini, per cercare di moderare. Sicuramente se io vesto la mascherina non mi prendo neanche il raffreddore o l'influenza, ma questo l'abbiamo imparato. Ma poi abbiamo anche visto, e lo cito un esempio, nei bambini, che questa chiusura non ha fatto altro che esaltare dei patogeni con cui normalmente venivano a contatto, quindi parliamo di streptococco, di virus respiratorio sinciziale, che hanno avuto un acme proprio dopo il periodo di blocco. Quindi ecco il buon senso, ma oggi dovremmo capirlo e potremmo misurarlo in maniera predittiva proprio con l'intelligenza artificiale quando conosceremo i parametri replicativi del virus molto bene. Poi se pensiamo, noi non abbiamo neanche un piano pandemico ancora in Italia, quindi come ci stiamo preparando? La risposta è questa. Beh, questa è una vessata question, diciamo che adesso abbiamo capito l'importanza di avere anche noi strutture come il BARD americano, che è il Biomedical Advanced Research and Development Authority. L'Europa si è messa insieme, vi ricordo che anche l'Europa però era molto divisa, quindi se parliamo degli errori per quanto riguarda l'approvvigionamento, il procurement, l'età a cui vaccinare, eccetera, eccetera. Quindi ecco, dovremmo avere un'unità centrale che non è come avviene oggi l'ERA, che è l'Health Emergency Response Agency di Bruxelles, che è un ufficio burocratico, ma ad avere proprio un conclave, un ubicon system dove epidemiologi, matematici, statistici, virologi, clinici, immunologi discutono e sono in grado non di predire o di prevedere quale sarà o quando sarà, ma di dire appena emerge, e quindi la preparedness, la risposta, la responsiveness più opportuna da dare. Quindi in Italia abbiamo questo hub antipandemico che è il Biotecnopolo di Siena, che è nato sulla carta più di 3 anni fa, ci ho lavorato anch'io molto intensamente, però ancora non è decollato. No, il Biotecnopolo non c'è. Che decolli. No, Biotecnopolo non c'è. E sì, dovrebbero aver rifatto lo statuto, insomma tutte cose complicate. Allora, a proposito di origine, Gaia, poi mi dici tu quando devo chiudere perché non ho idea del tempo che passa, a proposito dell'origine del virus, perché molti quando faccio questa domanda, alcuni vostri colleghi mi dicono ma che ci importa, che ti importa sapere, ormai la pandemia è andata, però a me questo tema mi appassiona. Che cosa abbiamo capito? Non siamo al 100% sicuri, ma la somma di dati che sono stati trovati dice che questo virus che ci ha dato noi adesso è derivato è un virus zoonotico. È questo che si può dire con una sicurezza abbastanza alta, che non è un virus che è scappato da un laboratorio, ma che è veramente un virus che è passato dall'animale all'uomo. E questo, secondo me, ha anche il rischio di avere un'altra situazione pandemica quando un virus animale acquista la possibilità di infettare gli uomini e la trasmissione tra uomo e uomo è efficace. Ed è un processo lungo però il processo di acquisizione da parte di un virus di poter saltare sull'uomo. No, non deve essere un processo lungo, purtroppo può essere
un processo che può essere anche abbastanza rapido. La cosa importante è quella di sorvegliare queste situazioni e di possibilmente aggrappare il virus in un tempo molto attuale per poi subito poter iniziare di caratterizzare questi virus e di capire quali sono le caratteristiche biologiche di questo agente, questo patogene. E la tecnica del RNA messaggero potrà essere applicata per la costruzione di vaccini a tutti i tipi di virus? Beh, ricordiamo che non è una novità, perché già Severiano Ochoa ha preso il premio Nobel a fine degli anni 50 per la scoperta dell'RNA messaggero. Il premio Nobel recente a Catherine Caricot e Drew Weissman è stato dato soprattutto perché hanno apportato una modifica, quindi sostituendo un atomo di azoto, un atomo di carbonio nella posizione 1 dell'uracile, hanno reso questa molecola meno tossica, perché tutti i tentativi di utilizzare un mRNA nativo cozzavano con la reattività dell'organismo. Quindi se io introduco è un metodo di difendersi soprattutto dai patogeni che producono RNA in varia forma. Allora questa pseudouridina, o questa piccola modifica, quindi ha permesso di utilizzare questo vaccino e con vantaggi ovvi anche sulle tecniche più avanzate dell'ingegneria genetica, lo si è prodotto nel giro con la biologia sintetica di una settimana. Quindi questo vuol dire che si potrà allestirlo rapidamente contro patogeni infettivi, ma anche con le acquisizioni che si hanno in genomica, in epigenomica, guardando quello che avviene nei tumori, anche se io ho un tumore del pancreas o del polmone dello stesso istotipo, so bene che è assolutamente diverso dal punto di vista mutazionale, trascrizionale e quindi come antigene. Quindi io dovrò, a proposito della medicina di precisione, creare dei vaccini assieme ovviamente agli inibitori di checkpoint, ai monoclonali che utilizziamo per l'immunoterapia, disegnati su quel singolo tumore di quel singolo paziente. E questo, per farlo, bisognerà farlo con pochi soldi e in tempi molto rapidi, e questo ci consente la tecnologia. Ecco perché chi ha valutato le ricerche ha pensato di dare il premio Nobel, perché questo vantaggio è notevolissimo, quindi risparmio di tempo, accelero addirittura anche sulle tecniche più avanzate. Allora, grazie Giorgio, noi dobbiamo lasciare il podio, però un'ultima domanda. Ma in Germania c'è stata tutta questa ostilità ai vaccini? Io non ho letto i giornali tedeschi, però c'è stato questo odio, direi, anche nei confronti dei vaccini, che perdura ancora, perché anche chi si è vaccinato adesso in Italia continua ad attribuire al vaccino conseguenze che non sono mai state dimostrate. Sì, c'è stato abbastanza contro una attività contro vaccinare, contro il vaccino. Naturalmente i numeri sono sempre pochi, saranno dai 3 al 5%, però si sono fatti sentire molto bene. Lì c'è un'altra cosa che è interessante, c'era un grande scetticismo contro gli specialisti. Per esempio, anche nei cittadini, qualche cittadino credeva che il motivo di attività di un specialista non era quello di seguire la evidenza, ma che aveva degli altri dei motivi. Suoi interessi. Va bene, tutto il mondo è paese, quindi noi prendiamo spesso a modello la Germania, perché anche dire la Germania e i tedeschi invece anche loro navigano. Sono poi italiani anche loro, sono poi italiani. Grazie. Un applauso. E allora grazie davvero al professor Palù e al professor Mertens e alla collega Margherita De Bach del Corriere della Sera.
Grazie. Allora, procediamo in modo snello, è il momento del keynote speech che leggo insieme a voi, verrà fatto in inglese, ovviamente c'è la traduzione, avrete anche le slide per capire un po', per seguire correttamente. Allora, il titolo è Radically Transforming Our Health Systems Using Digital, Data and Artificial Intelligence. Allora, chiamo qui con me sul podio, anzi, il professor Martin Carley, Director Digital Health Ecosystem Innovation Value Institute, Maynooth University, un grande Professor of Innovation. Can join me on the stage, Professor. I hope I pronounce it correctly, the name of university, but Irish is not easy. It's not simple. Nice to meet you. It's your time. Ciao, buongiorno, Governor, Lord Mayor, Rector, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Sono onorato di parlare al mondo della salute Forum Veneto. Molto grazie e complimenti a Professor Meneghesso e Professor Dughiero. Abbiamo una grande opportunità di trasformare l'assistenza sanitaria con l'intelligenza digitale e artificiale. Molto excitante. Cominciamo. Good afternoon, everybody. I'm so thrilled to be here in the Palazzo del Ragione, here in Padua. And we have a unique opportunity to leap forward as a global society and transform the health systems that we currently experience today. Padua is one of the birthplaces of modern medicine. I'm going to mention Copernicus, Galileo, William Harvey. But in 1414, one of the world's first hospitals was built here in Padua. It took 30 years to complete and took its first patients in 1444. Today, with modern digital technology, we can stand up a hospital in your home in 3 minutes. Now, that's not just 10 times faster, 100 times faster, it's 10,000 times faster. So what I want to talk to you about today is simplifying healthcare and using just 6 words to describe how we can create a whole new kind of healthcare system. And using the words of Copernicus, a health system that doesn't revolve around the doctor or the consultant, but a health system that revolves around the individual or the patient. And we call that strategy Stay Left, Shift Left, 10X. And here is the Italian translation, Rimani a sinistra, spostati a sinistra DCX. So we're going to talk about the challenge. We're going to talk about what is Stay Left, Shift Left, 10X. How could we drive a global change? And then we want to talk about the theme of this conference, which is artificial intelligence in health. We've seen a remarkable change in the last 200 years. For over 300,000 years, average life expectancy was about 30 years, in fact, 29.7 years. But in just 200 years, we have seen life expectancy more than double. We've almost seen the global population increase by a factor of 10 in those 200 years. Absolutely amazing. So many of us, if we had been living 300 years ago, would not be present here because we would already be dead. So we have to be grateful, and we have to recognize the great innovations, hand hygiene, the invention of penicillin, the development of stent technology, and so many other clinical innovations that have made it possible for us to live a lot longer. However, the systems that got us to where we are now breaking down. Here are just some of the global headlines. The NHS is in trouble. Here's an article from Time, the coming collapse of the US healthcare system.
It seems almost daily there's a headline talking about the challenges facing our health systems. Well, we also have a challenge. For the first time ever, we have more people in the world over 65 than under 5. We have massive attrition and turnover problems. Healthcare is now starting to affect the economy, big impacts in the UK. So we're now at a crisis and a solution that is not getting better, but that's getting worse. But we also have a unique opportunity. For the first time in history, we have multiple disruptive technologies all showing up at the same time. Artificial intelligence, cloud computing, social media, blockchain. This is creating a fantastic opportunity. In the past, there was just a single disruptive technology like the steam engine or the railroads that came. It drove massive societal change. But we are now going into a world of nonlinear change. In fact, my presentation today to you is a nonlinear presentation because I have 3 times as many more slides than I have minutes to present. But I believe a picture tells 1,000 words. So I'm going to show you a lot of images and to talk about how we might fix our healthcare systems. This is a picture of a young-looking Gordon Moore. He wrote a famous paper in 1965. It became known as Moore's Law. And his observation was that transistor density would double every 18 months, and that will be delivered at less or equal cost. And the consequence of that is we have now moved into a world where the unit of performance and the unit of competition is no longer dependent on the organization, a single hospital or a single GP. It's dependent on the ecosystem. We're now moving to a world where it's all about the platform rather than products. And the most valuable companies in the world are the platform companies. And lastly, and perhaps most importantly, we're moving from a linear world to a nonlinear world. I get great hope from this quote from Peter Diamandis. He says, when something is digitized, it starts to perform like an exponential technology. And if we are to maintain and improve current levels of health service and improve longevity, we need to digitize healthcare so it becomes an exponential system. So stay left, shift left, 10x. What is that? Well, stay left is about keeping well people well. Or if you happen to have a chronic condition or need rehab, we can treat you best of all at home and far cheaper at home. Shift left is about getting patients as quickly as possible from the hospital to the community and to their home. And 10x is the idea that we can do things 10x faster, 10x cheaper, 10x higher capacity. We would have to refer to Machiavelli. He said there is nothing more difficult to undertake, more perilous to conduct, more uncertain of success than to take the lead in leading the new order of things. And I believe there is a possibility of creating a new health system that works for all of us, that can add years of quality life to everybody's life by using digital, by using data, and by using artificial intelligence, and by having citizens participate in their own health. We're trying to drive this from the Innovation Value Institute in Maynooth University. Maynooth University is partnered with St. Patrick's College, which is until recently was one of the largest pontifical universities in the world, founded in 1795. We model the Innovation Value Institute on the Software Engineering Institute at Carnegie Mellon, and our mission is to bring the benefits of the digital revolution for all. And we have the strong support of our president, Professor Eva Leonen. This is a picture also with the US Surgeon General. And many people are joining this movement, which we call Stay Left, Shift Left, 10X. So in 1911, the Solvay company brought the top 50 scientists from around the world into Brussels, into the Metropole Hotel, to work on the big scientific problems of the day. Einstein was there, Planck was there, Marie Curie. Sadly, there was only one woman there, Marie Curie.
But for the last couple of years, we've been bringing the top people in digital health into New York during the United Nations General Health Assembly. And we have created a white paper on this digital transition to healthcare. We've created something we call the Manhattan Manifesto. And I want to share this vision of a new health system with you. So we call this the Manhattan Manifesto. And this is about a healthcare system where people are at the center, where we shift from illness to wellness, where we shift from multiple buildings to a virtual healthcare system, where we move from activities to outcomes, where we move from passive participation to active participation. And we believe this healthcare system will shift health from the hospital to the home. So the center of gravity of the health system will be the home and will be the patient or the person. This is a healthcare system where we will see a leapfrog from a system that's designed around the doctor, that's designed around paper, and it's designed about being physically present in a hospital or a GP surgery, where it revolves around the patient, where the patient has their electronic health record on their phone, and much can be done virtually. So this is an example of a hospital at home technology. I'm wearing a device from a Scottish company called Wear, and this can give me better vital signs measurement in my home than I can have in virtually every Irish hospital. Now I'm showing you this other picture for a reason, because in this picture to my left is Dave Hungary, and he's the developer of this technology that I'm wearing on my arm. Sadly, last year, David had a heart attack. He was brought to a hospital in Glasgow. He was recovering and sadly contracted sepsis and passed away. So hospitals are great places for saving lives, but they're also pretty dangerous places as well. So I feel a personal commitment to Dave to make his hospital at home technology a reality. So two questions I have: what if and why not? So if we think about production functions, we can measure, if we talk about economics for a second, there's something called total factor productivity. And we can dramatically improve the total factor productivity of health systems by using digital. Economists like to talk about production possibility frontiers. And any government or any organization has the choice of making two kinds of health products. One product is focused on restoring illness, so it's really about an illness business. The other kind of product is about promoting and preserving wellness. Well, the US is probably the best example of a country that really focuses on restoring illness. Despite being the record spender in healthcare globally, more than 20% of the US GDP is now spent on healthcare. It actually has declining life expectancy rates. The EU is slightly better. Probably the leader in terms of focusing on a well-being system and a wellness system is Singapore. I would suggest Italy is ahead of the pack. If you look at where life expectancy in Italy is, it's third highest in the EU and the OECD countries. Obviously, Italy got hit very hard in COVID, and you had a drop in life expectancy, but it started to go up. But Italy is also actually a relatively low spender, spending about a third less than the EU average on healthcare. So I think Italy is actually doing quite well on this production possibility frontier, and I think one of the secret weapons in Italy is the Mediterranean diet. But if you look at the EU on average, we are spending 97% of our health funding on illness and just 3% on wellness. Can you imagine being a financial manager and you're investing everything in your worst performing portfolio? You wouldn't last very long. We know if we detect disease early, 90% survive. If we detect disease late, just 10% survive. We now have the technology
very early to detect the advent of hypertension or atherosclerosis or respiratory diseases. And while these chronic diseases can't be cured, they can be reversed. So here's an example of what we call a 10x technology. This is the first weekend that COVID was in Ireland, and we worked with Professor Richard Costello of Beaumont Hospital in Dublin, and we implemented a novel technology called RespiraSense from an entrepreneur in Cork, Miles Murray. This technology gave us real-time respiration rate measurements. And when we put it on patients in Beaumont, we found we could have up to 10 hours or 12 hours notice of a patient desaturating. Before this, we were looking at oxygen saturation levels, and when a patient's SpO2 went below 93%, then we needed to act. Now we had a technology that could give us 12 hours advance warning of a patient desaturating. This was life-saving sometimes, or avoided intubation and moved to ICU. We quickly put this technology into 23 hospitals, but we've now done an experiment where we've put it into a very remote part of Ireland, where we took 10 patients with severe COPD who were hospitalized once a month, every month, for about 14 days. So these patients, they wore the device at night, and we were able to detect if their respiratory rate was deteriorating. If it was, we were able to activate a rescue script, perhaps an antibiotic, use of a nebulizer. But in 6 months, when we would have expected 60 hospitalizations, we had 0 hospitalizations. Instead of $250,000 spent, we had €850 on drugs, and the patients got to stay at home, and also the hospitals weren't full. So this is an example of a stay left, shift left 10x innovation, simple digital intervention that is transformative. What we need to change, though, if we're going to fix global healthcare, it's all about the business model. Professor Michael Porter of Harvard Business School, he says too many people get paid more to do the wrong things in healthcare. When you pay for activities, not outcomes, you get the wrong behaviors. So we're going to talk about stay left, shift left, 10x, and we need to recognize that many industries have been transformed over the last 10 or 20 years, some easy, some more difficult, but the most difficult of all is healthcare. Healthcare is recognized. Eric Topol, a renowned cardiologist, he says healthcare is the most resistant industry to change. Those of us that know about medical history know about Semmelweis. When he had real data that showed that hand washing in the maternity hospital in Vienna saved mothers' lives, he was ridiculed, he was ignored, and it ended up costing his life. So we know medicine is resistant to change, so how are we going to get over that? But we need to recognize what has happened in other industries is going to happen in healthcare. This is the market capitalization of all the major US retailers over a 10-year period. And you can note companies like Sears at the top. In 10 years, their market capital reduced by 96%. Whereas at the bottom, Amazon, their market cap increased by almost 2,000%. This same change is going to happen in healthcare. And we need to be aware that big tech is coming to healthcare, that Google and Amazon and Microsoft and Apple and companies like that are going to have a disruptive influence. But how can we transform an industry? We need a scientific methodology. I had the privilege of chairing the EU Open Innovation Strategy Policy Group. So the European Commission worked with Intel, Maynooth University, and many other partners, and we came up with a methodology over 10 years to work to transform an industry. And it's all about creating a new primordial soup where we have government, industry, academia,
large companies, small companies, patients working together to transform change. So we've been working with an ecosystem of policymakers, of universities, of pharma companies, of tech giants, of small and medium-sized enterprises to drive a change. Open Innovation 2.0 is a reasonably sophisticated methodology, but at its most simple, it's about having high trust, high capability relationships. It's about intense networking, the kind of networking that we're doing today and over the next couple of days. It's about a shared vision, and it's about digital technology. And if we do that, we can create a whole new kind of shared value, which is about well-being, welfare, and wealth. We're going to embark on a nonlinear change, and the first thing we need to do is to change the paradigm. Then we need to change the institutional structures. And then finally, we need to create the design patterns that will help this change happen. If you want to go on a big change, you need to have a shared vision. And John F. Kennedy's vision in 1961 of putting a man on the moon and bringing him back safely is such an example of that. And everybody got behind this change. There's a famous story of a janitor at one of the NASA facilities when he was asked what his job was, and he replied, "I'm working to put a man on the moon." So when I became Digital Transformation Director for the Health Service in Ireland, the very first slide I put together was this slide. Ireland is recognized as a digital laggard globally. Until recently, we were number 80 in the world in terms of health system ranking, despite being in the top 5 spenders. But we made a decision that we wanted to leapfrog to first be a European leader and then to be a global leader by the end of the decade. And we have been talking about this. And this picture over to my left is actually the vision of future healthcare in Ireland. This is Halo Care in Carlow. There's a similar centre in Bunclody with Tunstall. And there we have one health worker is remotely managing over 660 people at home, people that are remotely instrumented, people over 65. This is a 10x solution. But let me try and inspire you for a second by running this video. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. 3, 2, 1, 0. Liftoff on Apollo 11. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. It's one small step for man, one giant leap for mankind. I'll come back to this video, but this is the kind of moonshot opportunity. 50% of people in the world don't have access to affordable health care. And for the other 50% of people, it's actually rapidly becoming unaffordable. But if we choose to fix our healthcare system, we can fix it. And we can give world-class care to everybody on the planet, no matter where they live, any place or any time. In Ireland, we built a network of living labs across the country where we tested digital technologies with doctors and nurses and patients. And we started to see a pattern emerge where we could find solutions that were 10 times better, 10 times faster, 10 times easier, 10 times higher capacity. And I want to give you some examples of this. So 2 days after COVID was in Ireland, we already were able to announce a new technology, a remote respiratory monitoring technology for our COVID-19 patients.
We were looking at Italy and seeing the horrendous scenes from our hospitals. But in 2 days, we had a technology where we didn't need to bring COVID patients with moderate or mild symptoms to the hospital. They stayed at home. And we very quickly, within 5 weeks, this technology was being prescribed across the country. We did a return on investment analysis on this with the University of Bath. The return we found was over greater than 10,000%. So this isn't 10x better, it's 10,000 times better. So we can develop solutions a lot faster using digital technology with new technologies called low code and no code. In the past, it used to cost on average about 380,000 euros to build an application. It took maybe 15 months, and there was actually lots of resistance. But I'm going to show a video. This is 2 days after COVID came to Ireland, and I'm just telling a story. I'm just introducing this new app 48 hours after COVID being in Ireland. A live demonstration. So the HSE, we normally take a year to build an app, but I just picked up this device on my way to the presentation here. It just shows how quickly you can move if you have agile partners working with you. So this is the app. This is pulse oximeter. It's something that you would see in any hospital. It's now turning on. It's checking my pulse, and I'm going to. So at this point, we didn't even know about masks. We didn't have masks. So it's now waiting for connection. You can see here it's showing 97%, and so it's now taking the measurement. It's reading the measurement from the oximeter. And they're showing, actually, obviously my pulse is a bit high because I'm nervous presenting it. It's 113, but my the saturation, oxygen saturation is 97%. So this is a technology that... So this technology didn't exist on a Wednesday. The next Wednesday, we were prescribing it in our main hospital. So this shows how digital can speed up things. Digital can make us more effective. I've given you the example of, Respirasense. In Ireland, for 15 years, e-prescribing had been blocked. But when COVID came, with just 2 meetings and in 2 weeks, we were able to introduce electronic prescriptions. And some of our top doctors said this was the biggest change in Irish healthcare in 20 years. We have technology now. If I fall in my home and I'm an old person, it's immediately detected in Bunclody. And I get a call through my watch saying, Martin, you've just fallen, do you need assistance? If I don't respond, an ambulance is sent based on the GPS where I have. Digital artificial intelligence is making us more accessible and multilingual. So I'm going to give an example here, and I'm going to talk about digital democratizing healthcare. Are there any specific foods or meals you're curious about in terms of calories or nutritional content? So this is an AI company started by a gynecologist in Ireland, Professor Ray O'Sullivan. I've asked the question in English, and the AI avatar is going to respond in Italian. Desideri conoscere il contenuto calorico di un tipo specifico di pizza o hai bisogno di informazioni su come rendere la tua pizza più salutare? So no language is no longer going to be a barrier, and this is a really good example of democratizing innovation. So Roisin Malloy is an engineer in Belfast, and she's designed a new infrared thermometer, and she introduced it because one of her sisters actually unfortunately died from cancer, and she could see her sister being woken up at night maybe 6-7 times to have her temperature taken, and she says there has to be a better way. So she introduced a new infrared thermometer that has no parts and allows the temperature to be taken without the patient being woken up. But this is very sustainable as well. You might know the NHS is Europe's biggest plastics polluter. So this technology removes all of the plastic caps that are used in tympanic thermometers. Another example is Inga Short.
he developed an innovation. His wife had a problem with irritable bowel syndrome, and only once a year she would get her breath tested for hydrogen in the local hospital. He developed a technology where she can test her breath every time she has a meal and monitor it with an app. I want to give one more example. So Chuck House was the chief engineer at HP. He was the person that actually figured out how to show the moon landings of Neil Armstrong from the Apollo 11 mission from the moon, because originally they were just going to have audio because the bandwidth was so low, but Chuck figured out how to get the TV signal from the moon. But he's going to show you an application that he and one other person did looking at COVID data that is better than anything the WHO has done, better than anything the CDC has done, and it's just two guys and Amazon Cloud Computing. So Chuck has recorded a short video for us. Hi, I'm Chuck House. I'm working with Professor Martin Curley on his program, Stay Left, Shift Left, 10X Digital Medical Strategy. My company, Astro Virtual Inc., has been doing work in this area. With Professor Curley, we demonstrated Astro Virtual's capability at the United Nations General Assembly last September 2023. A picture's worth 1,000 words, but voice, video, and graphical analytics are worth much, much more. So, COVID-19 database, we built 1,024 days for almost 200 countries and 3,000 US counties, 7.5 million data points, fully interactive. You can change every date range, any country, any county. I'll show you some of that in a moment. Here's one of our COVID dashboards. Animated from February 20th through April 15th on a daily basis. It shows that California led at first, but Italy had a major explosion of cases in early March. And then Spain came along, and then New York passed both of them by the end of middle of April. So what you can see going on here is they're examining actually where are the breakouts, and you can see Italy right at the top. But what Chuck was able to do with his analysis just to figure out where the super spreader events, there was one in the US, a biker event. There was one obviously in Italy, there's one in an Austrian ski resort. But we don't need NASA type or CERN type computing facilities. Two guys in Portland, Oregon will now actually be able to predict where and actually see where the next pandemic might come from and be able to tell us before the WHO or the CDC. We're able to use digital data to improve wellness. Heart failure is the #1 cause of death. So about 15% of us in this room will die from heart failure. But in Ireland, we've been working with Centric Health, Dr. Donal Bailey and Roche. And we've been monitoring 150 heart failure patients for over a year and a half. And in that time, we've been able to reduce admissions by a factor of 10. In fact, we've just had one heart failure readmission in a year and a half. And this is absolutely the future of health. So I want to finish with talking about Copernican shifts. And Copernicus in 1453 published his book on the revolution of celestial bodies. Initially, it was rejected. It took about 150 years. And in fact, Galilei actually obviously pushed this, and he finished his life under house arrest. But the shift from a clinician-centric to a patient-centric world, from a hospital-centric world to a home-centric world, is as obvious as the word from a geocentric world to a heliocentric world. So I just want to finish about talking about illness to wellness. In terms of our health, just 10% of our health outcomes are driven by the healthcare spend. Much more comes from nutrition and exercise. In fact, the poly pill is exercise. Much more comes from our genetic makeup, from our environmental circumstances, from where we live. So we're spending 97% of our funding on health on something that just has 10% of our outcomes.
Edison spoke about the future of health. The doctor of the future will prescribe no medicine, but will educate in terms of anatomy and eating well and staying well. In Ireland, we're trying to shift the centre of our healthcare system to the pharmacy, so each individual can go to the pharmacy and can have a 15-minute health check done, can identify, have their identity or their risk factors identified, can be given a personal electronic health record and provided with a fitness device like a Fitbit, all for the cost of a standard COVID test. I want to just finish with a few examples of healthcare. So there is some concern about, will artificial intelligence replace doctors? I know the rector spoke about that, but this was some really important research from San Diego when hundreds of patients were asked at the quality of responses from doctors and the empathy, and artificial intelligence, specifically ChatGPT, in all scenarios was rated much higher than doctors, both in terms of accuracy and in terms of empathy. But we need to move from human intelligence to augmented intelligence. Dr. Harvey Castro talks about artificial intelligence as an extra set of eyes for the doctor. And my colleague, Professor Piero Formica, he has a new book coming out talking about the evolution from human to augmented intelligence, and then to autonomous intelligence, and ultimately intertwined intelligence. Professor Thomas Malone of MIT, he's written an excellent book on superminds, and we won't be able to predict what we can do in the future when human and artificial intelligence intertwine. But one of the biggest changes that's coming to healthcare is the shift from analog to digital. So the stethoscope was invented more than 200 years ago, but has remained unchanged. But now we have handheld POCUS, point-of-care ultrasound, coming from companies like Butterfly and General Electric. So instead of a doctor listening and guessing, we can now look and see. So with companies like Caption AI, we can now have a care assistant do an echo test, which is just as good or even better than the echo test performed by a stenographer. So we recently had Dr. Jennifer Westrup, who's an oncologist in Beacon Hospital, and she had never done an echo test, but she used this technology to do an echo test on the cardiologist, Dr. David Burke. It was as good as, if not better, than anything a trained stenographer could do. So this is an example of AI democratizing healthcare. We can now look at ECG signals and predict STEMIs and NSTEMIs. We can now look at breast cancer and give better diagnosis, more accurate diagnosis using technologies like Mia IQ. We can now do VO2 tests instead of in 30 minutes. We can do them in 3 minutes using technology called VentriJect. This is 10x technology. And what we've started to observe is a pattern in dermatology, in respiratory, in cardiology, in X-ray, where digital solutions are 10x better, 10x faster. And there's a possibility of a metamorphosis, creating a whole new kind of healthcare system where wellness, the patient, and the home is at the center. And I would ask the question, why not? Others have seen what is and asked why. I have seen what could be and I've asked why not. Stay left, shift left, thank you. Grazie mille. Thank you very much to Professor Martin Carley. Thank you really for your enlightening speech. Thank you very much. E allora, a questo punto, grazie per questo keynote speech al professore, un leader dell'innovazione. Io direi e chiedo a questo punto, per l'ultimo momento di confronto, di raggiungermi qui sul palco al dottor Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, e al dottor Gilberto Muraro, che è il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Benvenuti, grazie, grazie. Professore, tenga, si sieda. Eccoci qua. Allora, il titolo di questa conversazione, lo vediamo anche insieme, è il ruolo degli enti camerali e delle fondazioni bancarie a supporto dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'healthcare, cioè nell'assistenza sanitaria. Allora, io partirei con il dottor Santocono per capire un po' cosa fa il sistema camerale in questo campo, no? A sostegno dei suoi associati. Immagino si parta da quello che è insomma la prima applicazione dell'intelligenza artificiale per le imprese, ovvero la digitalizzazione, e immagino anche ci siano probabilmente dei contributi d'aiuto, di sostegno. Certo, grazie. Intanto buonasera a tutti. Il sistema camerale innanzitutto ha una perla, che è una società che si chiama Infocamere e che è la società in house dell'intero sistema camerale, una società con circa 1 migliaio di dipendenti che in pratica gestisce il registro delle imprese, che è una delle cose, delle realtà più importanti della pubblica amministrazione, non soltanto nazionale ma anche internazionale, perché è una pratica che viene seguita anche da altre nazioni. Ovviamente l'intelligenza artificiale entra anche innanzitutto nelle pratiche di sburocratizzazione del sistema, oltre che essere uno strumento di supporto per il sistema delle imprese. Il sistema delle imprese, noi diamo dei finanziamenti perché la transizione digitale, così come quella energetica, è considerata la prima pratica che il sistema camerale deve sostenere nel mondo delle imprese. In realtà noi abbiamo anche un sistema che abbiamo, una rete di PID, abbiamo chiamato, sono punti impresa digitale. Solo nel territorio nostro sono circa una 50, che condividiamo con le associazioni di categoria. Sono dei luoghi in cui gli imprenditori vengono a chiedere informazioni su varie cose, tra cui anche quella della digitalizzazione. Noi abbiamo fatto, però l'abbiamo fatto a livello nazionale, un test, un'autodiagnosi per circa 40.000 imprese, da cui è emerso che fino a questo momento meno del 10% sono le imprese che stanno investendo nell'intelligenza artificiale. È un dato incredibile questo, si parte da qui, direi. Si parte da qui, però c'è già una tendenza per un 15% di imprese nuove che vogliono investire. Noi come le stiamo aiutando? Abbiamo aperto un bando di Open Innovation, in base al quale le piccole e medie imprese possono fare delle proposte per innovare il sistema camerale, quindi soprattutto l'aspetto burocratico amministrativo di questa amministrazione, proponendo dei progetti che prevedono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E tra queste la cosa purtroppo più triste è che proprio in un territorio come il Veneto non siano ancora arrivate domande di start-up che sono interessate a questo progetto, mentre invece Piemonte e Lombardia hanno fatto finora la parte del leone. Adesso siamo ancora nella fase in cui dovremo esaminare queste. Per cui anche momenti di confronto come questi possono servire, no? Moltissimo. A creare anche una consapevolezza, perché è anche vero che se ne parla tanto ultimamente, anche se c'è da molti anni. Certo, infatti è una moda anche ovviamente parlare di intelligenza artificiale in questo momento. Ma per esempio un'altra cosa che abbiamo fatto, noi abbiamo una piattaforma che si chiama Standal, sempre sviluppata con Infocamere, che in pratica è uno strumento di intelligenza artificiale con cui si verifica il posizionamento competitivo di circa 200 organizzazioni di gestione della destinazione che ci sono a livello nazionale, dando anche dei trend molto interessanti. Quindi come amministrazione stiamo facendo molto, anche se appunto, come detto, la distinzione fra digitalizzazione e applicazione dell'intelligenza artificiale non è così profonda come molti vogliono far vedere. Certo, immagino che anche la Fondazione abbia, come dire, nei suoi focus, essendo un tema centrale per la popolazione, in senso lato la salute, il benessere, e in questo rientra poi anche quello che è insomma tutta la evoluzione delle scienze mediche, le tecnologie, l'intelligenza artificiale. Dottor Muraro. Buonasera a tutte e a tutti e grazie per avermi coinvolto in questo importante evento. Indubbiamente, come lei diceva, la salute è al centro un po' dei nostri programmi, che sono tutti indirizzati a contribuire al benessere
della popolazione nei territori di cui operiamo e allo sviluppo economico degli stessi. Quindi la salute è ovviamente al primo posto, primum vivere, come dicevano i latini, e nei nostri programmi ha sempre avuto un posto d'onore nelle sue varie declinazioni, perché parlare di salute vuol dire innanzitutto parlare di ricerca, e alla ricerca dedichiamo molte risorse, stimolati anche dal fatto di avere una grande università ovviamente al centro dei nostri territori. Ma alla salute dedichiamo anche molte risorse come tecnologia. In passato abbiamo finanziato parecchie nuove attrezzature ospedaliere e adesso siamo anche coinvolti nel programma per avere in Padova il 7 Tesla nel campo delle neuroscienze. Ma alla salute dedichiamo anche risorse attraverso la prevenzione e l'educazione sanitaria. La voce del nostro bilancio si intitola Salute e corretti stili di vita e quindi è abbastanza rappresentativa di questo approccio globale che noi diamo al tema della salute. Quindi ci siamo e siamo naturalmente molto interessati a questa evoluzione, anche se noi possiamo fare soltanto un aiuto attraverso gli operatori, non operando direttamente. Però una cosa mi è venuta in mente proprio sentendo questa fantastica lezione del professor Curlis, no? L'intelligenza aumentata, che è l'intelligenza umana più l'intelligenza artificiale e che occupa praticamente il tema della salute a 360 gradi, ma in particolare nel campo, se avete notato, della medicina, diremo all'italiana, territoriale, della medicina che si proietta sui territori e tocca direttamente le famiglie. E questo è il nuovo corso che noi abbiamo impresso, ma proprio su indicazione delle autorità regionali, alla nostra azione in campo della salute, che è quello appunto di diminuire un po' il coinvolgimento negli acquisti delle attrezzature e di rivolgerci invece di più, proprio seguendo l'evoluzione della medicina veneta, a sostegno della diffusione della medicina a livello territoriale. E quindi molte di queste indicazioni e molte di queste operazioni, perché giustamente il professor Curlis diceva non tanto la tecnologia quanto il convertire la gente alle nuove tecnologie, anche quella frase di Keynes molto significativa che citava e che diceva la difficoltà non è tanto nell'elaborare nuove idee ma nello sfuggire alle vecchie. Ecco, noi siamo coinvolti in questa operazione e riceviamo stimoli da questa riflessione, da questo convegno, proprio per dire siamo sulla strada giusta, ma bisogna accelerare, perché questo è diventato, mi pare, la chiave del successo. Essere alla pari con la velocità che è incrementata in maniera strepitosa negli ultimi anni di questi progressi sanitari e soprattutto delle applicazioni dei progressi sanitari. Ci siamo. Beh, molto interessante il fatto che dica che la fondazione c'è così, no? In linea con quello che ha raccontato il professore, così presente a sostenere poi questa grande evoluzione e la corsa che si sta facendo. Ecco, a proposito di intelligenza artificiale, ne parlavamo qualche giorno fa al telefono, da pochi giorni è stata regolamentata per la prima volta, diciamo, a livello mondiale l'intelligenza artificiale dal Parlamento europeo, proprio pochi giorni fa. Ecco, sono 500 pagine di regolamento, non le ho lette tutte, però diciamo che si cerca un po' di dare, no, delle regole per quelli che possono essere eventuali rischi, no? Una delle primissime parole nell'incipit è una visione antropocentrica dell'intelligenza artificiale, un uso che in qualche modo non sconfini in lesioni dei diritti, che ci può stare, che è corretto, perché poi sappiamo, noi parliamo delle applicazioni estremamente interessanti e importanti dell'intelligenza artificiale, ce ne sono altre che purtroppo sono un po' rischiose, bisogna giustamente un po' regolamentarle. Però è anche vero che ci sono, come dire, dei limiti che vengono posti, che poi ovviamente ogni Stato probabilmente le applicherà in modo differente. Però per esempio a livello delle imprese come la vede il sistema camerale? Perché anche si parlava di quella figura che deve essere inserita all'interno delle imprese e deve essere un responsabile dell'intelligenza artificiale, che dunque va, come dire, ad accollare ulteriormente economicamente le imprese che già fanno spesso fatica, soprattutto le piccole e medie imprese, no? Nei costi, dottor Santocono. Io la ringrazio perché mi chiama a nozze con questa domanda
perché diciamo, è una cosa che noi abbiamo lanciato in occasione proprio dell'ultima assemblea di Confartigianato. Fare una legge di questo tipo per noi è assolutamente un controsenso, perché sarebbe come dire io faccio una legge per regolamentare le eruzioni di un vulcano, perché l'innovazione è un vulcano, quindi continua a produrre energia e noi non possiamo regolamentarla. Mettere le manette all'innovazione significa essere già perdenti. Praticamente l'Europa con questa legge, fra l'altro 450 pagine, la prima stesura erano più di 1000 articoli, ha messo le manette all'innovazione. Noi ci troviamo in una situazione in cui sappiamo che i due player mondiali sono la Cina e gli Stati Uniti e l'Europa fa l'arbitro. Ma l'arbitro non ha mai vinto una guerra, non ha mai vinto una partita. Facciamo l'arbitro e basta. L'innovazione che cambia in continuo. Questa legge sarà già vecchia fra un paio di anni. Perché? Perché l'innovazione cambia continuamente, lo stiamo vedendo, lo diceva anche prima il professor Muraro, la velocità che ormai è diventata stratosferica, logaritmica addirittura. Allora io dico, perché darci queste regole? Abbiamo fatto 450 pagine dove abbiamo raccontato tutte le paure che ci sono sull'intelligenza artificiale e non viene proposta nessuna soluzione a queste paure, le abbiamo solo elencate. Non solo, poi ci mettiamo anche a stabilire queste regole di produrre del software per aree altamente a rischio, mediamente a rischio e non a rischio. Questa categorizzazione di rischio. Già questo significa che una startup che vuole produrre un progetto di intelligenza artificiale utile per il mondo della sanità sicuramente non lo fa perché è un'area altamente a rischio. Già è difficile, diceva prima, che si presentino le start-up in questo, no? In più imponiamo una serie di limitazioni. Esattamente, questo lo renderà molto difficile, quasi impossibile. E quindi il divario fra le aziende europee che devono competere con quelle americane, cinesi, mettiamo anche indiane, si amplierà sempre più se non ci sono grandi investimenti da fare. Allora che senso ha aver fatto questa cosa per poi dopo lasciarla lì e farci superare in tempi brevissimi da quelli che sono i nostri competitor? Quindi io da questo punto di vista penso che al contrario bisognava fare l'intelligenza artificiale è un software a tutti gli effetti. C'è una normativa nazionale ma anche europea per la regolamentazione della produzione del software, per la salvaguardia dei diritti d'autore, eccetera. Perché inventarci una nuova legge quando le leggi ci sono già? Piuttosto miglioriamo quelle, ma eliminando tutto quello che sono i vincoli che vengono posti alla ricerca e all'innovazione in questo senso. E questo secondo me è una delle battaglie che noi come sistema camerale vorremmo fare e portare anche a Bruxelles, proprio per far sì che ci si renda conto che questa orgia normativa con cui tutte le imprese, soprattutto nel nostro territorio, nel Veneto, sono tutte piccole e medie imprese, aziende che hanno mediamente 9 dipendenti, figurarsi se ognuna di queste deve dotarsi del responsabile dell'intelligenza artificiale che va aggiunto a quello della qualità, a quello della privacy, eccetera. Non è un esperto, no? Che fosse un esperto che comunque è un tema insomma molto contemporaneo, ci potrebbe stare. Il responsabile è una figura differente. Esattamente. Cosa pensa il Presidente Muraro di porre vincoli, limiti all'innovazione e all'intelligenza artificiale che corre veloce e al tempo stesso la Fondazione cosa può fare a sostegno dell'intelligenza artificiale? Beh, sul primo quesito non vorrei ripetere quanto ha detto il Presidente Santocono, ma è chiaro che c'è bisogno di qualche regola, di qualche limite perché siamo su un terreno pericoloso, ma guai a bloccarsi. Sarebbe appunto per realizzare la profezia di Keynes e restare schiavi delle vecchie idee quando tutto invece ci spinge ad affrontare con coraggio le nuove sfide. Quindi sono d'accordo con lui, bisogna avere dei criteri di massima, anche perché siamo impreparati onestamente a dettare regole precise, perché è un mondo in buona parte ancora ignoto, insomma, che dobbiamo scoprire. Quindi criteri guida, ma non troppe regole che rischiano semplicemente di impedire il progresso, su cui invece dobbiamo incamminarci velocemente. Per quanto riguarda l'attività della Fondazione, è chiaro che noi non abbiamo un programma specifico, però in questo appoggiare la medicina territoriale, va bene, noi è chiaro che favoriremo tutte le innovazioni che promettono di essere più proficue
e più rapide nelle attuazioni. Quindi da questo punto di vista, ripeto, è un po' in re ipsa, ecco, favorire la medicina territoriale, la telemedicina significa proprio favorire quei sistemi di intelligenza artificiale che promettono di renderla più potente e meno costosa, no? Il professor Curlis, di nuovo lo cito, citava all'inizio la legge di Moore, ogni 2 anni raddoppia l'output praticamente, dimezza il costo. Ecco, non so se questo sarà vero anche per l'intelligenza artificiale, ma il mondo digitale ci riserva questo futuro che è sfidante e entusiasmante. Dobbiamo percorrerlo con consapevolezza ma anche con coraggio. Ha ragione, mi fa piacere che ha seguito con così tanta attenzione il professore, che è stato illuminante, e che ci sia questa appunto correlazione tra la strada da percorrere, una strada che peraltro è tracciata dalla grande storia delle nostre scienze mediche, ma che giustamente corre veloce. Dunque forse il tema di dare delle direttive, regolamentazioni da un punto di vista umano, no? Diritti, abbiamo letto di vari, insomma, le emozioni, la polizia predittiva, ecco, quello è un tema molto a rischio. Le deepfake invece dal punto di vista delle imprese, ecco, ovviamente porre dei limiti all'innovazione diventa più complicato. Certo è che poi c'è tutto il tema anche della bioetica che verrà affrontata nei prossimi giorni, anzi vi invito a seguire queste giornate molto interessanti al Centro Congressi, verranno un po' snocciolati tutti i temi che sono davvero tanti e molto affascinanti, devo dire, e credo che sia davvero un mondo in continua evoluzione. Io direi che siamo un attimino in anticipo coi tempi, ma stringiamo, così diamo la parola al padrone di casa. Se a voi va bene, chiedo, va benissimo. Allora, grazie ai presidenti Santocono della Camera di Commercio, al presidente, un bel applauso, Muraro, della Fondazione, che sono 2 realtà promotori e finanziatori importanti per la realizzazione di questo forum. Grazie. Chiamo sul palco a questo punto il padrone di casa, che è il sindaco Giordani, che insomma in questa giornata sicuramente arriva a conclusione, ma insomma è la chiusura più corretta, dare la parola a lui, però è insomma importante dire che è un bellissimo esempio di compartecipazione, di sintesi di tutte le realtà che ci sono in Veneto e a Padova. Sindaco. Sì, siamo bravissimi a fare cose insieme, questa è la verità. Prego, al podio. Buonasera a tutti, benvenuti in questo luogo meraviglioso. La temperatura non è eccezionale, lo so, però portate pazienza, l'assessore ha freddo, però è un bellissimo posto. Devo dire che ogni volta che entro nell'emozione è incredibile. Saluto tutte le autorità, mi scuso ancora per la temperatura, però non c'è niente da fare, anzi fa già caldo rispetto ad altri periodi. È stato detto già tanto su tutte le ragioni che hanno portato alla realizzazione di questa prima realizzazione oggi del World Health Forum, un appuntamento che noi ci auguriamo diventi annuale e imperdibile per tutti i professionisti sanitari, gli scienziati, i ricercatori e le aziende che si occupano di vari titoli di salute. Mi limito quindi a 2 brevi riflessioni. La prima, che la salute è il concetto più ampio, come sapete bene, della semplice assenza di malattie. È un sistema globale, non solo perché va considerato a livello planetario, ma anche perché la salute umana è strettamente interconnessa con quella animale, ambientale e sociale. Se comprendiamo questo concetto, è chiaro che l'approccio non può essere che interdisciplinare, coinvolgendo non solo diverse discipline scientifiche, ma anche molteplici discipline tecniche. La sfida più affascinante per le enormi possibilità che offre e delle quali non siamo realmente in grado di comprendere ancora i confini è senza dubbio l'intelligenza artificiale, o meglio le intelligenze artificiali che stiamo rapidamente sviluppando in questi anni. Anche qui gli interventi del pomeriggio hanno già dato moltissimi elementi di conoscenza e di riflessione. Io mi limito, da persona comune, a dire che lo sviluppo di queste tecnologie è assolutamente positivo e deve essere accompagnato da altrettanto attento confronto sui temi etici che esse coinvolgono. Come sindaco di Padova, questa sera, però il mio ruolo è soprattutto quello di darvi il benvenuto a Padova, in questa città che vi accoglie a braccia aperte, con i suoi meravigliosi monumenti, ben 2 siti
UNESCO, l'antico orto botanico dell'università, e i cicli affrescati del XVI secolo di Padova. 8 luoghi, Padova Uspicta, 8 luoghi. Questi affreschi illustrano un modo completamente nuovo di rappresentare la nazione della pittura, a partire dalla magnifica Cappella degli Scrovegni dipinta a Giotto. Ma passeggiando per la città troverete tanti luoghi affascinanti, così come molti di voi scienziati e ricercatori non potranno mancare una visita al Bo nel cuore dell'università per vedere i propri occhi la cattedra in cui insegnò Galileo Galilei e il primo teatro anatomico permanente del mondo. Ecco quindi 2 simboli della nostra università. Spiegano meglio tante parole perché questo World Health Forum non poteva non essere organizzato qui a Padova, e se non qui dove? Perché la rivoluzione che stiamo vivendo in questo campo della medicina e della sanità è paragonabile a quella quando avvenne nel XV e XVI secolo, quando proprio la nostra università fu il luogo dove nacque la medicina moderna, quella basata sul metodo scientifico sperimentale, abbandonando la visione della medicina fino allora comunemente insegnata ed accettata. E anche per questo motivo oggi vogliamo che Padova Università e i tanti prestigiosi istituti di ricerca di cura che operano nel nostro territorio, a partire dal VIM e dallo IOV, il nuovo polo ospedaliero che stiamo realizzando con la Regione, siano protagonisti della sanità del futuro. Non una cronistica ragione di campanile, ma perché nella nostra città, la scuola di medicina, nei nostri laboratori di ricerca, nei nostri ospedali, lavorano e operano scienziati e medici a livello internazionale. Da sindaco, questa città, assieme al Camera di Commercio, la Regione, l'Università e la Fondazione Cari Padova, che ringrazio, abbiamo deciso di fare la nostra parte per facilitare questo processo, che è foriero di progresso per tutti e non solo per il nostro territorio. Stiamo realizzando negli spazi della Fiera di Padova, accanto al centro congressi, che vi accoglierà da domani, che è un elemento importante, un hub dell'innovazione che faccia da supporto e booster a questo processo, nel quale si insiederà a breve anche la stessa università. Un luogo che sarà spazio di contaminazione, se si vuole il termine, tra discipline diverse, luogo di dibattito scientifico come il World Health Forum e i punti di incontro per tante aziende del settore biomedicale e non solo, che si interfacciano col mondo della sanità. Perché lavorando tutti assieme, per lo stesso motivo, potremo raggiungere risultati davvero importanti in questo settore fondamentale per il futuro di tutti noi. Permettetemi quindi in chiusura di ringraziare le tante persone che hanno lavorato in queste settimane, che hanno lavorato duramente per rendere possibile questo evento. Vi ringrazio tutti, vi auguro di passare una piacevole serata qui nel centro della nostra bella Padova. Grazie. Grazie al sindaco Giordani. Sindaco, chiedo di restare qui sul palco e anzi io chiamerei tutti i relatori che sono qui presenti, perché la casa editrice Biblos voleva fare un omaggio, omaggiare un libro che è dedicato a Giotto, e dunque prima l'abbiamo detto, no? Padova Urbs Picta, patrimonio universale dell'umanità, insomma è dunque giusto donarlo. E allora io chiamo sul palco, aspettate un attimo, arrivo subito. Allora Zaia purtroppo è dovuto andare perché aveva una presentazione contemporanea, ma la rettrice Mapelli, che è già arrivata, il professor Palù, il professor Mertens, il professor Carley, il presidente Muraro e il presidente Santocono. A tutti voi va questa copia di questo libro, Lo scatto di Giotto, per insomma ricordare Padova e la sua grande eccellenza, il suo grande patrimonio UNESCO. E ovviamente certo, c'è l'assessore Lanzarini, grazie mille, mi scusi. Eccoci qua, e allora ovviamente prende lei per la regione Veneto, e ci sono direi tutte le istituzioni presenti. Possiamo fare una foto di chiusura, ci siamo tutti.
Allora, grazie davvero a tutti i relatori, ma grazie a tutti gli enti, li ringrazio nuovamente, la Regione Veneto, il Comune di Padova, la Camera di Commercio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'Università degli Studi di Padova, il VIM, dunque Giustina Destro, Veneto Innovazione, Motore Sanità, il Teatro Stabile del Veneto, Venice Promex, insomma davvero grazie a tutti e ricordiamoci che insomma il forum prosegue, World Health Forum prosegue in questi giorni al Centro Congressi e dunque non mancate. Grazie a tutti e continuiamo a lavorare con questa splendida sintesi tutti insieme. Grazie Sindaco, grazie a tutti, grazie anche a Conzato, Venice Promex che è sempre eccelso nella presentazione e nell'organizzazione di questi importanti eventi. Grazie a tutti.